Oh Buonasera. mamma, oh mamma, non prende lo in giro. sai perché me batte il corazon, sì. ho visto il Simeone, ho visto il Simeone, È forte Simeone. innamorato so. Anche ieri un grande Verona, insomma sì, questo Verona continua a sorprendere, c'è poco da fare. Sì, Fische, guarda, anche ieri abbiamo visto veramente un bel Grecia-Verona. Complimenti ai quasi 300 ragazzi Però. che hanno portato il loro sport al Grecia-Verona. Tranne un po' che Ellas. difficoltà, immagino. questi valorosi ragazzi, sì, insomma, che sono sorbiti tutti questi chilometri. Beh, sono tanti, il pullman, sì. Bisogna fermarsi, il Camogli, questo e quell'altro. Certo. Presidente, un punto prezioso contro la prima della classe e ancora una volta una bellissima prova di forza. Sì, guarda, veramente ieri ho visto un Grecia-Verona consapevole proprio delle proprie qualità. Cioè, vero. Sicuro proprio, capito? Cioè, praticamente mi ricorda un po' come quando eri a scuola, no? Sì. E c'era magari una discreta patachina, no? Ecco, stavo dicendo una metafora nuova, no, Esatto. si va sempre lì, va Che bene, però, va bene. sai di quelle patachine che però Sì. non ti sono tanto simpatiche, no? Sì. E non solo a te, a dire il vero, cioè un po' Sì. in tutta la classe, no? Sì. Sai Sì. di quelle finte secchione, un po' ruffianelle È coi vero, sì, professori? ce ne sono, sì, Cioè, sì, sai sì. tipo certo. quelle che magari se lei faceva qualcosa fuori posto, no? I Sì. prof la giustificavano, ma Ah. sì, lo ha detto per ridere, è il Certo, suo modo certo. di fare, è folcloristica. Appena aprivi la bocca te, Vero. fischia, via, dal preside Vero, subito. vero, capito? vero. Allora ti stava un po', come si dice, sul gozzo, no? Sta Certo, cosa vero. qua, no? Certo. Diciamo di quelle patachine permalose, Anche, non ci anche potevi mai permalose. fare la battuta, hai lei capito. andava subito dal professore e diceva, Sì. prof, ma detto su, si scherza, no? Insomma, la classica compagna che è un po' uno spina nel... Sì. Uno spina nei box, una Ecco. che magari un giorno era uovo, un giorno era latte, no? Magari sì, arrivava abbiamo e ti capito, diceva, abbiamo capito, e ti sì. diceva magari, oh, attento che se mi gira male ti do una petagna nel sedere, no? Fisca, però, e c'aveva un qualcosa, Sì. a parte che c'aveva un carattere di Mertens, no? Però, una di quelle che però c'aveva Un non so che. quel non so che, bravo, ma era intrigante, sì. c'era stato il fascino mediterraneo, Sì. il suo modo di parlare, non so, per le pizze che portava quando compiva gli anni, insomma, quelle cose però. lì, e a guardarla bene anche c'aveva anche un bel Koulibaly. Quello forse. Sai, arriva, proprio sì. a forma di pandur proprio. Sì, quindi è un misto anche con Verona, quindi Ecco, sì. Insomma, della serie, Sì. Sì. mi starà anche sulle balle, Sì, però però- un limone ce lo darei volentieri. Hai capito quella situazione, no? Mi piace, non mi piace, che poi ripensi agli anni di scuola che hai fatto insieme, no? E Certo. dici, Monti Po, ce Monti Po. ne ho rifilati un bel po' di limoni tutti questi anni, no? A volte, per carità, si è preso anche il 2 di picche, cioè, non è che è sempre sagra qua, Certo, no? certo, È sempre certo. patacca, però insomma, via, ce la si è spartita, ecco, e tutto sommato è stata una bella Maradona, all'insigne del Cidò. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.